Pasqua. Lo paese è in festa, si avvicinano Pasqua e Pasquetta. Rami di palme e luci colorate in talo Cassaro l'addobbano come ogni anno, per processione lo Venere Santo. O parreno dello paese con le parrocchiane aiutante comincia a accusare le robe per le sante. Si cominciano a studiare le parte, a scegliere le sordate, le sante e la maronna delle chiante. Lo personaggio di valore è sempre iddo, lo signore. La processione ha cominciato, lo sindaco, lo marasciallo e lo parrino sono presenti, credenti in prima fila per l'evento. Con la croce in capo le spade lo Signore ha stento caro ogni momento, su talocchie delle soldate soverchiante e delle chiante delle sante. Lo Signore davanti con la corona di spine in tala testa e le ferite sanguinante trascina la croce per la pace. E quando la Maronna dal re lo trova e ci vasa le mani, iddola talia e tace. A Monte Calvario ci cantano le chiova, in tale pere in tale mano e le soldate lo isano un tallario. Padre, perdonatele, perché non sanno che fanno, dice Iddo, prima di sperare per poi resuscitare. Buona Pasqua a tutti voi.